Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video. Le voci stanno aumentando e sembra sempre più veritiero e ufficiale il nome del nuovo mister del Cagliari. Sinceramente, allora, ne abbiamo parlato nello scorso video, quindi sarà una ripetizione un po' di quello che è stato il video scorso, però è doveroso rifarla. Sono stati fatti veramente tantissimi nomi, forse anche troppi. Ma c'è il microfono giusto? Ok, sì, c'è il microfono giusto. Mi sembra troppo basso il volume, però vabbè. Sono stati fatti veramente tantissimi nomi. E sembra averla spuntata Paolo Sosa. Allora, prima di parlare di Sosa, io vorrei parlare di quelli che sono stati un po' i nomi accostati al Cagliari. E secondo me nella rissa generale, nella quantità spropositata di nomi che sono stati fatti, solo pochi erano effettivamente utili alla causa. E continuo a ripetere, secondo me il migliore era Iman Juric, che ti permetteva di fare un salto di qualità e che avrebbe permesso anche alla dirigenza e alla presidenza di mostrarsi agli occhi dei tifosi in un'altra veste, perché significa prendere una posizione seria, prendere una posizione netta, farci capire che in questi anni tutto ciò che si poteva sbagliare è stato sbagliato, ma si aveva la volontà e la voglia di cominciare un nuovo capitolo. Cominciare una nuova, tra virgolette, saga, cominciare un nuovo periodo in cui si prendevano uomini con attributi, allenatori magari anche un po' più carenti, non penso sia questo il caso di Juric, però un po' più carenti dal lato tecnico e del gioco per andare a prendere comunque degli uomini effettivi che ti elevano la squadra e permettono quindi di farla rendere meglio, bene, anche con giocatori che possono non essere il massimo, perché per esempio se io penso al Toro non credo che Ricardo Rodriguez sia tutto sto fenomeno, però comunque al Toro un elemento più che valido e questo secondo me è stato molto merito di Juric. Ora, ora, sembra che si andrà a prendere Sosa. Io sorvolerei sull'ultimo periodo di Sosa in Italia perché con la Salernitana, diciamo, il periodo è stato quello che è stato, lì manco se fosse sceso Gesù Cristo li sarebbe riusciti a salvare e quindi passi. Io, prima di andare a dirvi il mio giudizio, vi voglio mostrare quello che è Sosa, nel senso quello che è stato, quello che non è stato, il suo profilo prettamente statistico, quello che dicono i siti. Allora, no, che cazzo sto a fa? Ok, ecco qua. Allora, tra l'altro zoomato al massimo, questa è in realtà nemmeno tutta la carriera di Paolo Sosa come allenatore. Leicester Fehervar, che credo sia una squadra così a giudicare dal nome ungherese, Maccabi Tel Aviv in Israele, Basilea, Fiorentina, Tianjin, quindi Cina, Bordeaux, Polonia, Flamengo e Salernitana. Allora, la prima cosa che mi balza all'occhio, stando a vedere tutte queste date, è che la maggior parte delle volte, in quasi tutte le stagioni, ne ha completata almeno una, tralasciando qua il Leicester e vabbè, la nazionale, qui più o meno ha fatto una stagione, è sempre stato un allenatore molto stabile su cui le squadre
tendono ad affidare i loro progetti e quindi ad avere anche una sorta di progettazione a lungo termine con lui, perché ehm, è una cosa buona che un allenatore rimanga almeno una stagione, però se io penso a un progetto a lungo termine, una sola stagione mi sembra veramente troppo poco. Chiaramente poi ci sono stati periodi migliori e il periodo migliore a livello di lunghezza di durata è stato quello con la Fiorentina, che è durato 2 anni, da giugno 2015 a giugno 2017. Io direi a questo punto di vedere anche la media punti, che purtroppo è diversa da, per esempio, quella che ci farà vedere Transfer Market. Non so per quale motivo, però è così. Allora, con il Leicester 4 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte, con il Fenerbahce 38 vittorie, 12 pareggi e 17 sconfitte, con il Maccabi 31 vittorie, 10 pareggi, 7 sconfitte, con il Basilea 31 vittorie, 8 pareggi, 11 sconfitte. Tra l'altro questo, se non erro, è stato uno degli ultimi anni, se non addirittura l'ultimo anno in cui il Basilea ha vinto lo scudetto in Svizzera. Non vorrei dire cappellate, però guarda, facciamo così, togliamoci subito questo utente, lo andiamo a cercare subito, zoomiamo un po' perché così almeno vedete pure voi. Andiamo a vedere l'ultimo campionato vinto. No, ho detto una cappellata perché l'ultimo campionato vinto risale al 2016-2017. 2016-2017 e lui l'ultimo anno è stato 2014-2015. Vabbè, 2 anni dopo praticamente. Da lì è iniziato poi il declino del Basilea. Poi la Fiorentina con 43 vittorie, 25 pareggi e 27 sconfitte. In Cina 13 vittorie, 9 pareggi e 15 sconfitte. Questa è un'esperienza abbastanza negativa. Infatti il numero delle sconfitte è decisamente maggiore di quello delle vittorie. Anche con il Bordeaux non è andata benissimo, 12 vittorie, 12 pareggi e 16 sconfitte, ma nonostante questo è andato avanti comunque per un anno. Poi con la Polonia da CT ha fatto 6 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte. Con il Flamengo ha fatto benissimo perché ha fatto 20 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte. E con la Salernitana 5 vittorie, 12 pareggi e 8 sconfitte. Io non so se questi tengono conto, per quanto riguarda le squadre di club, solo del campionato o anche delle partite di coppa. Sinceramente non saprei. Però questa è la media punti che ci dà Fotmob, che è il sito che uso io e anche l'applicazione. Mentre per quanto riguarda la cosa dei punti, com'è che si chiama? La media punti, ecco, non mi veniva la parola. La media punti per quanto riguarda Transfer Market, diciamo che i risultati sono decisamente diversi. Decisamente diversi. Per esempio, con la Sanitana qua ci dà 5 vittorie, 12 pareggi e 8 sconfitte. Ok, no, il numero delle partite è lo stesso, non so perché la media punti cambia, perché qua ne dà 1,1 e qua ne dà 1,08. Vabbè, comunque più o meno ci ritroviamo lì, siamo lì, con la differenza che ci sono due esperienze che non erano state contate precedentemente. Tra l'altro qua vediamo 556 giorni, cioè comunque ha una media importante come presenza in panchina. Media secondo me molto importante. L'unica pecca è qua con l'Eister, però prima dell'Eister ha allenato il QPR dal 2008 al 2009 per 141 giorni, 29, no, 26 partite con 7 vittorie, 12 pareggi e 7 sconfitte e una media punti di 1,27. Mentre dopo il QPR ha allenato lo Swansea per 376 giorni,
andando praticamente a scadenza di contratto perché il 30 giugno, quindi credo abbia firmato un contratto annuale con una durata, vabbè, di 376 giorni, 18 vittorie, 18 pareggi e 13 sconfitte. Anche qui media punti di 1,47, 49 partite giocate perché evidentemente quell'anno lo Swansea era in Championship per giocare così tante partite e non mi sembra nemmeno così malvagio come score. Quindi dati alla mano mi sembra che stiamo parlando comunque di un allenatore abbastanza costante nel tempo, un allenatore che se comincia bene tendenzialmente finisce bene o comunque non finisce male, però il mio problema più grande, tra l'altro rimettiamo questa pagina qui, vediamo che il modulo più utilizzato negli ultimi 2 anni è un 3-4-2-1 che devo essere sincero mi incuriosisce non poco perché a me giocare con il doppio trequartista intriga decisamente. Però se vogliamo giocare con un 3-4-2-1 bisogna fare un grande lavoro sugli esterni e bisogna decisamente rinforzare il reparto difensivo. Assolutamente. E prende una prima punta come Cristo comanda. Così. Intanto torno a schermo intero perché stavo pensando, se noi, cioè il profilo di Sousa a livello prettamente calcistico non è malvagio, perché comunque io mi ricordo principalmente l'esperienza con la Fiorentina, la salvezza dell'anno scorso con la Salernitana non è stata così sofferta, quindi tanto di cappello. Comunque in linea di massima dove ha fatto, non mi sembra abbia fatto così male o abbia fatto tutti questi sfracelli, però è un profilo che non mi convince e non mi piace. Come vi ho già detto all'inizio, io volevo un profilo come Juric, perché Juric è un uomo che non te le manda a dire e in caso la presidenza o la dirigenza mancasse di parola alle promesse fatte, lui non ci penserebbe due volte ad andargli contro, anche per mezzo stampa. E per quanto io sia d'accordo che i panni sporchi si lavino in casa, diciamo che nell'ambiente Cagliari si sono lavati fin troppe volte in casa ed è necessario magari per una volta esporli fuori questi panni sporchi. Sosa non è questo, purtroppo. Vedendo anche come è stata gestita la Salernitana di inizio stagione e tutto quanto, Paolo Sosa non è assolutamente questo. Come ci si voleva immaginare, purtroppo la società continua a scegliere e a puntare su nomi che possano fungere da perfetti parafulmine, che siano degli yes men e che non diano grossi problemi a quelli che sono le decisioni societarie. Questo cosa significa? Questo significa che molto probabilmente se arriverà Sousa, e così sembra, la società farà il classico mercato, e sappiamo tutti com'è il classico mercato, prendi uno, due, massimo tre giocatori durante la finestra estiva di calciomercato per poi concentrarti tutto nell'ultimo giorno di mercato, andando a prendere quei due o tre giocatori che sono rimasti svincolati, facendoli passare per una campagna acquisti soddisfacente e quei nomi non saranno mai quelli che ha chiesto il mister o quello di cui il mister ha bisogno. Quindi questo a cosa porterà? Porterà a critiche nei confronti dell'allenatore quando in realtà il problema non sarà dovuto all'allenatore ma alla società. Questo è un capitolo che abbiamo già visto innumerevoli volte e che molto probabilmente si ripresenterà anche quest'anno. E sono deluso. Cioè, ci avrete presente il meme di Malcolm? Io sono già deluso così e tutto quanto. È così, perché dopo che comunque il tifo organizzato, la curva nord, si era esposta con uno striscione importante, una cosa che
non aveva fatto fino adesso, e vi ricordo che tra 5 giorni, l'11 giugno, caderà il decennale della presidenza Giulini a Cagliari. Io mi aspettavo che il presidente avesse la decenza di andare a scegliere un uomo che fosse in forte contrasto con quella che è il suo atteggiamento, ma proprio per far capire, per mandare un messaggio a tutta la piazza, per dire ho capito dove ho sbagliato, sto provando a rimediare. Sarebbe stato un messaggio molto importante, molto forte, molto di impatto e paradossalmente, perlomeno a me, mi avrebbe fatto, come si dice a Roma, contento e coglionato. Perché nel senso avrebbe potuto continuare a fare quel cazzo che gli pareva, però mi avrebbe dato comunque l'illusione di provare a cambiare le cose. E se lui, e se il presidente avesse provato a fare quel cazzo che gli pareva, comunque coglionato, sto pensando, non ci sarei rimasto. Perché Juric, se gli dici A e gli fai Z, comunque davanti alle conferenze stampa o di persona, perché sono sicuro che lo faccia, non te le manda a D. E io è quello a cui speravo. Io speravo che la dirigenza per una volta si comportasse da dirigenza effettiva e non andasse a cercare sotterfugi o cose o qualsiasi altra cosa. Quindi questo mi fa capire che il prossimo anno sarà un ulteriore anno di sofferenza, un ulteriore anno in cui non avremo un direttore sportivo, perché io continuo a pensare che Bonato, con tutto il bene del mondo e con tutto l'affetto del mondo, non possa essere considerato un direttore sportivo, non ha carisma, non ha... è un pupazzo. Bonato, con tutto il bene del mondo, ma è un pupazzo. C'è poco da fare. Un pupazzo nelle mani di sappiamo chi, e sarà tutto un déjà vu. Sarà tutto un déjà vu. Quindi tenetevi pronti. Io, a prescindere da come vada, per il momento sono già deluso. Mi auguro fortemente di essere smentito. Ma proprio è la cosa che mi auguro di più. Però, vedendo tutto quello che è successo in questi anni, vedendo il nome che siamo andati a prendere e che stiamo prendendo, anche se ancora non è ufficiale, e vedendo la sfilza di nomi che potevamo prendere, noto con enorme dispiacere che effettivamente la situazione non cambia e che il presidente non cambierà mai. Io, io aspetto tutti, vi giuro, vi aspetto al varco quando al primo periodo no verrà data la colpa all'allenatore. Vi aspetto al varco, perché è in quel momento che io lì capisco che alcuni tifosi non capiscono assolutamente niente, perché se dopo 10 anni si continua a dare la colpa agli allenatori quando i problemi e gli errori commessi sono sempre gli stessi e non derivano dall'allenatore, il problema non sta più nemmeno nella dirigenza, ma sta in quei tifosi che non riescono a vedere dove è il problema. E più lampante di così veramente non può esserlo. Comunque, detto questo ragazzi, il video finisce qui. Fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate e detto questo noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella.